Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. TG Plus News Treviso, edizione della sera. Ora è ufficiale: Mirella Balliana è la prima sindaca donna di Vittorio Veneto e diventa prima cittadina con circa 5 punti percentuali di distacco dopo il ballottaggio avvenuto tra ieri e oggi, sezione dopo sezione. Infatti Mirella Balliana è riuscita durante lo spoglio di oggi pomeriggio a guadagnare un leggerissimo vantaggio che le ha permesso, precisamente attorno alle 17, di acquisire il margine decisivo sul suo avversario, l'ex vice sindaco Gianluca Posocco, sostenuto dal centrodestra e da liste civiche. Trovate il nostro articolo di approfondimento con anche un excursus sulla figura di Mirella Balliana, che lo ricordiamo è nata in Sudafrica nel 71 e poi si è trasferita giovane per gli studi in Italia. Lo trovate su notiziaplus.it, potete leggerlo cliccando sul link in descrizione della news sotto il video del notiziario oppure nell'apposita sezione articoli della app TG Plus. Andiamo alla cronaca. Dramma questa mattina in pieno centro a Treviso, dove un uomo di mezza età è stato colpito da un malore improvviso mentre passeggiava sotto i portici di via Sant'Agostino intorno alle 11. L'uomo è infatti improvvisamente crollato a terra, forse a causa di un infarto. Immediata la reazione però dei passanti, che si sono subito prodigati per soccorrerlo. Tra di loro un'infermiera e un medico che si trovavano in un bar nelle vicinanze sono accorsi prontamente, iniziando le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco. Nel frattempo una dipendente della farmacia vicina e un ragazzo hanno recuperato il defibrillatore semiautomatico installato in piazza Matteotti, utilizzandolo per continuare le operazioni di soccorso. Andiamo all'economia. Mi preme sottolineare che nonostante le difficoltà attuali non vi saranno licenziamenti. Questo è il passaggio di un intervento pubblicato oggi sui social da parte di Claudio Sforza, il nuovo amministratore delegato del gruppo Benetton, il quale, riferendo il contenuto di un incontro con le organizzazioni sindacali di qualche giorno fa, ha precisato che, data comunque la necessità di armonizzare la forza lavoro con le esigenze produttive, si utilizzeranno ammortizzatori sociali consueti quali contratti di solidarietà ed esodi agevolati. Tra le operazioni sulle quali poi concentrare i provvedimenti di risanamento industriale del gruppo, Sforza cita in particolare la revisione della rete commerciale con la possibilità di chiudere punti vendita non profittevoli, il miglioramento del rapporto qualità-prezzo con la definizione di un posizionamento chiaro sul mercato e infine la riduzione dei tempi tra la domanda del mercato e l'arrivo dei capi sugli scaffali, il cosiddetto sell-in. Torna nell'estate incantata la programmazione estiva del comune di Treviso, il teatro da bere e da mangiare, originale format ideato da Tema Cultura e Giovanna Cordova per portare l'arte teatrale fuori dai luoghi convenzionali. Dopo infatti quello che è stato il grande successo delle scorse edizioni, che hanno coinvolto ben 14 location e 19 esercenti, l'esperienza dell'aperitivo o della cena da gustare assistendo ad uno spettacolo viene riproposta domani sera, martedì 25 giugno, al Chimeia in piazzetta San Parisio e poi lunedì 1 luglio alle 20:30 per la prima volta nella storia al Museo Santa Caterina.